Beh, diciamo che è molto ricca il fine settimana di quest'anno. C'è prima cosa il Casius Veneti, importantissima manifestazione veneta voluta dalla Regione Veneta e portata avanti con maestria da Terenzio Borga e Bruno Bernardi, che fanno una presentazione di prodotti veneti e non solo, che è qualcosa di eccezionale. In quella manifestazione noi siamo lì per presentare la nostra mozzarella STG e naturalmente la pizza fatta con la pizza e la pizza anche con il granchio blu, che tutti ne parlano in questo momento e spero di quel giorno di assaggiarlo anch'io, perché fino adesso non l'ho mai assaggiato. Ecco, questo credo che sia l'evento importantissimo che c'è. E poi ci sono altri eventi, no? La Latteria Soligo sta portando avanti con una trasmissione di Anna Moroni e Sandra Milo a livello nazionale, e anche qui si parla di mozzarella STG. Quando parliamo di mozzarella STG, che tipo di messaggio vogliamo dire? È una specialità garantita, è una specialità che è tradizionale e garantita, la tradizione del nostro territorio portata nelle tavole, perciò c'è tutta una filiera di dietro, dal campo fino ad arrivare alla tavola del consumatore, e questo è un orgoglio per la latteria di Soligo, perché questo è importantissimo. E naturalmente, non per ultimo, che c'è qualcosa di straordinario, che anche la Latteria Soligo arriva nelle case di tutti gli italiani che lo vogliono, con i suoi prodotti con l'e-commerce, e questo credo che sia uno sforzo fatto dai nostri uomini con la Latteria di Soligo per arrivare a questo. Orgogliosi come soci, come produttori di latte, perché l'importanza che ha una latteria come la nostra e i nostri produttori che ci danno il latte tutti i giorni, una materia prima garantita anche questa e tutta certificata, e questo è il nostro programma. Dal 1883 siamo qui e riproponiamo anche qualcosa di innovativo, per noi perlomeno, no? Di entrare nelle case dei nostri consumatori e della gente. Abbiamo dei prodotti veramente eccezionali. Ma sì, siccome Latteria Soligo è produttore di prodotti perfetti, abbiamo cercato di raggiungere il più possibile, la perfezione è impossibile, però di raggiungere un ottimo risultato con un sito che fosse alla portata di tutti, facile, intuitivo, ma soprattutto che rispettasse i principi di usabilità. Un gran valore sarà l'indicizzazione, e la sfida sarà raggiungere anche le persone che non conoscono Soligo, proprio perché dobbiamo far provare i prodotti perfetti di Latteria Soligo. Ma sono 3 anni che collaboriamo attivamente assieme, in quanto abbiamo vicendevole interesse sia in termini per la loro visibilità, ma soprattutto per il nostro utilizzo all'interno nutrizionale di prodotti di qualità, con un apporto proteico studiato dai nostri nutrizionisti e interessato ai nostri nutrizionisti. E il nostro team di nutrizionisti è molto attento a tutto quello che è l'alimento base per i nostri calciatori, e quindi viene studiato e analizzato nei prodotti, e poter avere contatti con un produttore come in questo caso Latteria Soligo, che ci produce esattamente prodotti latteari e caseari sulla base delle nostre richieste, per noi è strategico e importante. Abbiamo deciso finalmente, grazie allo shop online, di poter estendere questi protocolli alimentari alle società sparse in Italia della nostra società, che abbiamo circa 55 società sportive collegate nel settore giovanile che occupano il territorio nazionale. Abbiamo pensato a fare una pizza che rispettasse prima tutto i gusti degli ingredienti sopra. Abbiamo pensato con il granchio blu che cosa poteva starci. Abbiamo pensato alla mozzarella STG messa a fine cottura per mantenere una pizza che fosse delicata e mantenere il gusto appunto del granchio, che è sapido ma comunque delicato e ricco dei profumi del mare. Perché la mozzarella STG? Intanto è stata la prima pizza pensata con la mozzarella STG. Quindi qui abbiamo anche questa introduzione di questo nuovo ingrediente che va a caratterizzare molto armoniosamente con il granchio che è un prodotto che in questo momento sta dando molto successo, perché con tutti i problemi che ci sono, e quindi è da sviluppare un prodotto che fosse utile anche per l'economia della laguna veneta stessa. Assieme al granchio abbiamo preso dello spinacino fresco, condito semplicemente con dell'olio extravergine, e delle patate al forno rosmarino, per comunque pensare anche a un concetto di granchio che cammina, quindi cammina sulla sabbia, e la patata è classica caratteristica, il classico prodotto che sta sottoterra e riprende il percorso proprio del granchio stesso. Questo è un po' gli ingredienti che ci sono, che caratterizzano questa delizia lagunare con appunto la mozzarella STG a fine cottura.